Con noi Tommaso Colamaria. Tommy, 3-3 con Lodi, diciamo pari e patta, un pareggio che ci sta. Sì, ci sta adesso così a caldo dopo la partita, senza averla rivista o analizzata, direi che ci sta, ci può stare, insomma, per tutte le fasi, come si sono combinate, come si sono articolate. Avevi un po' di paura dopo l'approccio alla partita di Montebello? Sì, sinceramente non paura, paura no, non è un termine che si può utilizzare nello sport, perlomeno io. Il dubbio che iniziassero con un approccio sbagliato? Sì, perché ci aspettavamo un inizio anche abbastanza aggressivo come è stato del Lodi. Noi a quell'inizio, anche oggi, siamo stati abbastanza timidi inizialmente, finché non abbiamo preso un po' in mano il colpiglio giusto, colpiglio un po' più giusto, il gioco. Però ha dimostrato la tua squadra, nonostante ragazzi non abituati a questo tipo di partite, Petrocchi in primis, Bielsa anche, che comunque viene da tutt'altro mondo e qui ha grandi responsabilità. Sei andato sotto dopo un minuto, hai risubito una rimonta di inizio ripresa, 1-2 shock così in pochi secondi, e invece poi alla fine la tua squadra ha dimostrato, quasi anche fallendo un match point, ricordiamo un tiro diretto di Zucchetti a 47 secondi alla fine, non tirato alla Zucchetti, però insomma ci sta all'ultimo minuto della partita. Sì, diciamo che l'aspetto positivo è proprio quel break di 2 gol dell'Amatori, del Lodi, che ci poteva mettere veramente in difficoltà, anche perché quello ha permesso al Lodi ancora di più di poter giocare la partita su quella che era l'idea tattica con cui l'hanno impostata, e che per la nostra timidezza iniziale semmai non andavano in porta, però hanno preso possesso della pista del gioco e tanta confidenza. Poi abbiamo lavorato un po' su quello durante la partita, nello spogliatoio, però devo dire che in effetti sul loro break del 2 pari e del 3-2, in una situazione del genere si poteva veramente capitolare. Invece sono stati molto uniti, molto freddi, molto calmi. E pian piano abbiamo portato a casa questo punto, abbiamo portato a casa un risultato positivo che fa tutta la differenza. A livello di punti, un punto molte volte vuol dire poco, muove solo la classifica, per modo di dire, però quello che ci portiamo a casa è un risultato positivo in una situazione che poteva diventare molto negativa. Grazie Tommy.